Noi andiamo al cinema facilmente, adesso addirittura ce l'abbiamo sul cellulare. Però per 200 anni l'uomo prova a passare dalle stampe, dai disegni e dai dipinti all'immagine in movimento. La storia di quei 200 anni è tutta qui, a Padova, nell'unico museo del precinema, figlio di una donna davvero cocciuta. Perché qui c'è l'Instagram del 700 e dell'800, cioè prima del cinema e prima dei social c'erano le lanterne magiche. Tutto è cominciato dalla storia della lanterna magica. E qui c'è Siamo a tutta metà la del storia. 600. Qui c'è tutta la storia, l'unico museo al mondo di cosa c'era di cinematografico prima del cinema. Prima del cinema. Sì, ma signora, lei quanti anni e quante migliaia di chilometri ha fatto per portare a casa questa che è la punta dell'iceberg della sua collezione? No, la prima antenna l'ho trovata nella soffitta della mia casa veneziana. Ho lasciato tutto, quello che era la pittura, e mi sono dedicata alla storia di quello che c'era prima della proiezione prima del cinema, perché questo è il termine giusto. Cercando di guardare, cercando di trovare una... Di dare la profondità. Sì, di dare la profondità. Perché è poi la magia del cinema. Più tardi il cinema, poi i fratelli Lumière hanno trovato un altro sistema per Con la proiettare famosa il film. locomotiva. Prima della locomotiva c'erano Ecco, prima della le locomotiva lanterne magiche. Oppure questi giochetti qua, che ecco qua le faccio vedere come funzionano. Ma non le viene in mente ogni tanto, beh, se mi fossi messo a collezionare tartarughe invece che... Ma guardi, mio figlio per la verità colleziona lumache. lumache. È una collezione lenta. Cioè, Ma i bambini, nell'epoca della PlayStation, sì. si annoiano o si divertono? No, si divertono. Si divertono. È così vero che noi abbiamo moltissime scuole. Entrano come per dire ho un altro museo. E invece poi, man mano che vanno avanti con la visita guidata, fanno molte domande. Sì. Stia attento a non contagiare un altro bambino che dalla soffitta del museo della signora Minici poi sì. Zotti, Bisogna però avere... si mette a fare un'altra collezione. Sarà difficile. Oggi è tanto difficile trovare dei vetri di qualità. Non si Per trova forza, più sono niente. tutti qua. Ha detto giusto. Gliel'ha già portati via tutti. Ha detto giusto. Grazie Niente. davvero. Grazie a voi.